Siamo a Beverly Hills, anche se in realtà uscendo è Roma, Roma è la capitale, quindi diciamo volendo si può anche, come dire, dimenticare Roma per un attimo e immergersi nel contesto più americano, possiamo dire così. Sì, sì. Bene, siamo col direttore dell'albergo appena rinnovato, che si sta rinnovando, tra l'altro un work in progress, nonostante sono parecchie le camere già rinnovate da un mese, Sì, due mesi. abbiamo state. rinnovato già un bel po' di camere con la previsione di rinnovare le altre che restano con piccoli interventi, cercando di non andare a influire su quella che è l'operatività. Vabbè, a Beverly Hills chiaramente gli alberghi sono molto capienti, qua abbiamo 180 camere, Certo. sono state rinnovate quante? Sono state rinnovate quasi 50. Quindi insomma, normale albergo, sono italiano, Sì. diciamo medio. Certo. Bene, quindi complimenti perché io già vedo insomma che come dire, anche a questo piano come dire, si presenta molto bene. Adesso non conoscevo prima l'albergo ma vedo che è attualissimo. L'albergo ha subito veramente un radicale restyling, è completamente e totalmente diverso da quello che era prima. Il tutto è stato fatto in meno di 70 giorni, con l'albergo aperto, quindi ci siamo districati tra una stagione abbastanza intensa che era quella proprio di maggio e di giugno, e quindi intervenendo su tutte le parti comuni, rifacendo il ristorante, rifacendo il bar, l'ambiente in cui siamo con lo sfondo di una parte della hall, e quindi e poi intervenendo sulle camere, aprendo il nostro nuovo terrazzino che è la terrazza Parioli, che è di supporto sia all'area meeting, anche le sale meeting sono state interessate dal restyling, che per piccoli eventi privati o serate. Vista Parioli, cioè Parioli è dall'altra parte Parioli del parco, Sì, no? sì. Il famoso Con parco che è Villa Villa Borghese, Borghese, con Villa Villa Borghese, Borghese, così tanto perfetto. per farvi capire che comunque siamo praticamente in centro, in un albergo di categoria 4 stelle perché siete Categoria 4 modesti. stelle, sì, perché Volete- comunque noi tendiamo sempre a dare dei servizi, e quindi da ora in poi sicuramente sono stati già potenziati i servizi, saranno potenziati ancora di più per cercare di aggiungere comfort a tutto ciò che c'è di aggiuntivo nelle camere e a personalizzare quanto più possibile il servizio. 4S, 5, cioè- Ma potremmo essere un 4S anche se questa categoria non è contemplata nel mercato di Roma, che c'è la 4, la 5 e la 5 Deluxe, però sicuramente ci poniamo tra 4 e 5 stelle. Quello che si è voluto fare è stato un po' dare un tocco di internazionalità a questa struttura con i designer che hanno lavorato in modo specifico, la contessa Gottilega, che è la designer del nostro gruppo, ha voluto dare proprio un'impronta molto londinese o molto newyorkese a quelli che sono i contenuti. Effettivamente i nostri clienti che l'hanno visto prima l'hanno visto dopo, ovviamente sono rimasti a bocca aperta, e i riscontri per quanto ci riguarda ci sono già abbastanza. Qui abbiamo un barman a disposizione, siamo nella zona che è anche ristorante, comunque è aperta da mattina a sera. Perfetto, noi abbiamo un all day dining che comincia alle 12 e finisce a mezzanotte, a mezzogiorno finisce a mezzanotte, e serviamo una cucina mediterranea abbastanza semplice, anche se presentata in un modo adeguato a quello Lui è che vero. il styling, certo. Non è come in quel film dove praticamente Certo. c'è un attore solo praticamente che ha a che fare con una sorta di barista stile Irish Bar, se può essere un complimento, Certo. no? Nel senso che Infatti- però è virtuale. Ha già ecco, lui Abbiamo è voluto vero, mantenere- cioè, ce lo dimostri, Abbiamo anche un barman che ha lavorato all'Arisbar di Roma. Ecco. Questo i robot non lo fanno. Perfetto. Però attenzione perché stanno arrivando. Sì, noi cerchiamo di tenerli fuori almeno per un po' di tempo, finché non capiremo che riescano a sostituire perfettamente quelli che sono poi veramente i lavoratori che lo fanno con passione e hanno l'attenzione verso il cliente, è il nostro primo obiettivo. Bene, poi c'è un ristorante. Questo è un bar bistrò, quindi Ecco. durante il giorno si può sia pranzare che cenare la sera, e anche durante il pomeriggio, e c'è un ristorante per numeri più consistenti per il breakfast, che è stato totalmente ristilizzato, introducendo nuovi arredi, nuovi colori, e quindi
anche un'illuminazione più giusta per quello che si aspetta qualcuno la mattina quando scende a fare il breakfast. Il ristorante si chiama? Il ristorante si chiama Mascagni, Mascagni. E questo è il bar e bistro Puccini. Puccini. Mascagni, Puccini. Sì. Abbiamo previsione di coinvolgere anche Verdi Sì. oppure Abbiamo le sale Donizetti. conferenze. Se riusciamo. Come sì, mai sì, c'è sì. una proprietà, c'è una melomane? No, questo Un albergo, melomane? forse No. sì, perché No, questo è un albergo che è stato, è stato uno degli alberghi più noti e più frequentati di Roma, forse negli ultimi 50 anni. E oggi aveva bisogno di un restyling per ritornare a quello che era, e nell'arco dei 12-18 mesi noi puntiamo a diventare il nuovo leader, oltre che nella zona anche dal punto di vista dell'ospitalità romana. No, però sono stati cantanti, sono stati... Abbiamo avuto di tutto, abbiamo avuto no, anche visto- gente dello spettacolo anche recentemente che Visto che usa poi c'è il stare Teatro qui. dell'Opera a Roma, Certo. ecco, quindi non mancano. Poi l'auditorio è un parco della musica qui vicino, quindi spessissimo ecco. abbiamo degli artisti Ecco. connessi con quella Sì, perché Roma struttura. poi ha due situazioni, l'Opera di Roma e anche il Parco della Musica, che attingono sommati tutti e due gli stessi soldi che percepisce la Scala. Certo. E però effettivamente come dire, l'offerta è molto valida, diciamo che Roma supera Milano, lo dico io su Radio Milano TV, Certo. anche se adesso siamo in differita, e supera perché l'offerta concertistica del Parco della Musica è chiaramente la migliore in Italia, visto Renzo Piano, Certo. quello che è riuscito a fare, quindi insomma abbiamo spezzato una lancia a favore di Roma. Bene. Ecco, Roma, problemi di acqua non ce ne sono più perché poi c'è stata pioggia. Ieri ce ne ha portato Quindi un po'. è tutto a posto. Bene, e quindi c'è uno chef al ristorante, c'è un cuoco Sì, sì. che supervisiona tutto. Certo, certo. Mm. Il signor Matteo è lo chef di riferimento per questa struttura, con lui abbiamo creato questa linea non eccessivamente articolata ma Sì. strutturata su quelli che sono i classici della cucina italiana, con un po' di cucina internazionale, soprattutto per quanto riguarda i sandwich piuttosto che altro, che ovviamente sono nostri per acquisizione, Sandwich, ma club sandwich, da club queste- sandwich fino a un hamburger fatto bene in stile Bello, americano. bello. E quindi abbiamo cercato di mantenerci su una cucina con una piccola varietà che possa soddisfare qualsiasi tipo di clientela. Bene, viva l'Italia, cucina italiana, appena abbiamo citato Enrico Cipriani che devo dire, in questo senso, nonostante stia a Venezia, chiaramente propone le specialità italiane. Siamo Certo. comunque un paese piccolo, Certo. siamo l'hotel Beverly Hills, ma là è un'altra cosa, insomma, ecco, Sì, è altri, differente. altri numeri. Ecco, quindi- Un'offerta ecco. drasticamente diversa. Ecco. Bene, io la ringrazio di Grazie a tutto, lei. complimenti per quello che ho già visto, ma insomma complimenti per questo restyling, felici appunto di essere qui a vederci, non anche dei servizi di benessere, non so Roma come funziona in questo senso. Noi non è- abbiamo degli accordi con dei partner esterni, quindi siamo in grado di poter offrire di tutto per qualsiasi richiesta di ogni cliente.